che siamo in tema. Sì. Ma io ringrazio dell'invito e arrivo dalla Zise, dove ieri sera abbiamo avuto un bel incontro con la cittadinanza rispetto alla gestione appunto del territorio e alla problematica del consumo di suolo. Rispetto alla nostra esperienza di Cassinetta di Lugagnano, credo che ci sarà modo oggi pomeriggio di approfondirlo, avremo un incontro a Dolo dove illustreremo quanto abbiamo combinato. Devo dire che l'esperienza dei comitati veneti, questa rete, dando una lettura molto rapida al documento, io ci vedo la ciccia della politica che serve all'intero paese, perché in maniera abbastanza spontanea sta emergendo in tutto il territorio nazionale, vuoi a partire dal tema dell'acqua, a partire dal tema della tutela del territorio, vuoi a partire dal problema dell'inquinamento, degli inceneritori, delle innumerevoli vertenze che ci sono sul territorio nazionale. Questa rete di comitati che si può benissimo anche in maniera virtuale, ma forse neanche tanto virtuale, unire a livello nazionale, fa emergere un altro modello che è pronto all'uso. L'altra sera a Cassinetta di Lugagnano c'era il professor Giorgio Galli che spiegava la necessità in questo paese di ricostruire una narrazione alternativa a quella che è portata avanti e che andasse a sostituire anche una narrazione che manca oggi, diciamo, nella parte di metà del campo in cui almeno io mi riconosco, che è quella avversa a chi governa oggi questo paese. Però il professor Giorgio Galli diceva manca una narrazione. Io credo che manca forse una messa in rete di migliaia di narrazioni che sul territorio esistono e che fanno emergere in maniera abbastanza chiara quanto in realtà noi sappiamo già tutto quello che serve per fare ciò che serve al paese in generale, perché sappiamo qual è la situazione dell'inquinamento dell'aria e quali possono essere i modi per risolverla, sappiamo qual è il problema legato alla carenza di suolo, al deficit di risorse che il nostro paese ha, la nostra impronta ecologica è 3 volte superiore alla nostra disponibilità e quindi sappiamo cosa dovremmo fare. Sappiamo qual è il problema della gestione dei rifiuti e conosciamo anche le soluzioni per poter risolverli, però evidentemente manca una volontà politica che metta insieme ciò che già si sa e che proponga ai cittadini una soluzione alternativa. Qui sta forse la domanda più importante che la rete dei comitati a livello nazionale credo debba porre a quelli che sono i soggetti politici oggi in campo, e se questi soggetti politici oggi in campo non si dimostrano adeguati a dare una risposta a questa domanda, è bene che vengano spostati e si dia corso alla costruzione di un altro soggetto politico, dei cittadini, che nasca dal territorio, che metta al centro della politica stessa i beni comuni, che sono benissimo analizzati in questo documento, come sono benissimo analizzati nei documenti che vengono fatti in Piemonte, in Lombardia, in Basilicata, in Puglia, in Sicilia. Esiste una realtà vera, di politica vera, che è distante molte migliaia di chilometri da chi oggi siede su poltrone molto comode e che un tempo magari disegnava bellissimi scenari e oggi invece disegna con un tratto blu con un tratto rosso le stesse cose che qualcuno disegna con un tratto blu, no? Quindi la nostra presenza qui credo che sia un po'... Edoardo mi ha chiamato perché credo che la nostra esperienza sia stata un po' significativa da un punto di vista simbolico, perché spesso si dice che i comuni non possono fare a meno di costruire perché altrimenti non ce la fanno, e quindi c'è questo. Tutti i sindaci dichiarano spesso ai propri cittadini che chiedono conto rispetto alla ennesima lottizzazione, speculazione edilizia o grande intervento commerciale, che bisogna farlo perché altrimenti non si riescono a dare i servizi ai cittadini, il bilancio non si riesce a pareggiare. L'aver reso concretamente riscontrabile che un'altra strada è possibile, ma soprattutto che è possibile condurla con la consapevolezza della situazione in cui ci troviamo, ci ha portato qui a Marghera, da un comune molto piccolo della provincia di Milano, e speriamo che possa essere così di aiuto ad altre realtà per
poter rendere ancora più concretamente visibile un'esperienza alternativa.